L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Capitolo 2. Black Dog appare e scompare. Non molto tempo più tardi ebbe luogo il primo dei misteriosi avvenimenti che finirono per liberarci del capitano, anche se non, come vedrete, dei suoi affari. Era un inverno molto freddo, con lunghe, inclementi gelate e violente tormente. Sin dall'inizio fu chiaro che non c'erano molte possibilità che il mio povero padre arrivasse a vedere la primavera. Si andava spegnendo giorno dopo giorno e mia madre ed io dovevamo andare avanti la locanda da soli. Avevamo quindi troppo da fare per badare al nostro incomodo ospite. Era un mattino di gennaio, molto presto, una mattina gelida e pungente. L'insenatura era completamente grigia per la brina. Piccole onde si frangevano dolcemente sulle pietre e il sole, che ancora basso lambiva appena le cime delle colline, splendeva lontano in mare aperto. Il capitano si era alzato più presto del solito e si era incamminato verso la spiaggia, con il suo coltellaccio da marinaio che ciondolava sotto le ampie falde della vecchia giubba blu, il cannocchiale d'ottone sotto il braccio, il cappello ricacciato indietro sulla fronte. Ricordo che mentre si allontanava di buona lena, il suo fiato rimaneva sospeso come fumo sulla sua scia, e l'ultimo suono che gli udì fare prima di scomparire dietro una grossa roccia fu un sonoro sbuffo di indignazione, quasi che dentro di sé pensasse ancora al dottor Livesey. Mia madre, intanto, era di sopra con mio padre mentre io stavo apparecchiando la tavola della colazione per il capitano in previsione del suo ritorno. A un certo punto la porta della sala si aprì ed entrò un uomo che non avevo mai visto prima. Era un individuo pallido, smunto. Alla mano sinistra gli mancavano due dita. Aveva anche lui un coltellaccio, ma non aveva proprio l'aria di essere un duro. Io stavo sempre sul chi vive riguardo alla gente di mare, con una o due gambe, e ricordo la mia perplessità alla vista di costui. Non era il tipo del marinaio, eppure aveva qualcosa che faceva pensare al mare. Gli chiesi se desiderava qualcosa, e lui ordinò del rum. Ma quando stavo per andare a prenderlo di là, si sedette su un tavolo e mi fece cenno di avvicinarmi. Mi fermai dov'ero con il tovagliolo in mano. Vieni qui, figliolo, disse, vieni più vicino. Mi avvicinai di un passo. Questa tavola che hai preparato è per il mio amico Bill? Chiese con uno sguardo furtivo. Gli risposi che non conoscevo il suo amico Bill e che questa tavola era per una persona che alloggiava nella nostra locanda e che chiamavamo il capitano. Beh, disse, è molto probabile che il mio amico Bill si faccia chiamare capitano. Ha una cicatrice su una guancia e un modo di fare molto amabile, questo mio amico Bill, specialmente quando beve. Mettiamo per ipotesi che il vostro capitano abbia una cicatrice sulla guancia e mettiamo per dire che questa guancia sia quella destra. Ah, vedi? Te l'avevo detto. Allora il mio amico Bill è in qui in casa? Gli dissi che era uscito per una passeggiata. Da che parte, figliolo? Da che parte è andato? Dopo che gli ebbi indicato la roccia e il punto dove probabilmente il capitano sarebbe arrivato e tra quanto tempo, e dopo aver risposto a mille altre domande, ah, disse, il mio amico Bill avrà una sorpresa che lo manderà in brodo di giuggiole. L'espressione del suo viso, mentre diceva queste cose, non era affatto bella a vedersi, e io avevo le mie buone ragioni per credere che lo straniero, ammesso che parlasse sul serio, si sbagliava. Ma non erano affari miei, mi dissi, e inoltre non era facile sapere cosa fare. Lo sconosciuto continuò a gironzolare appena fuori dalla porta della locanda, sbirciando dietro l'angolo come un gatto in attesa del topo. Una volta mi affacciai io stesso sulla strada, ma lui mi richiamò subito indietro e, siccome non obbedivo abbastanza alla svelta per i suoi gusti, fece con la faccia un'espressione orribile e, con una bestemmia che mi fece sobbalzare, mi ordinò di tornare dentro. Appena rientrai, riprese il suo modo di fare di prima, insieme ossequioso e beffardo, e mi diede una pacca sulla spalla, dicendomi che ero un bravo ragazzo e che mi si era veramente affezionato. Ho anch'io un figlio, disse, che t'assomiglia come una goccia d'acqua, ed è la gioia del mio cuore. Ma non c'è niente di più importante per un ragazzo che la disciplina, figliolo. La disciplina, capisci? Vedi, se tu avessi servito sotto Bill, non mi avresti fatto dire due volte di non restare lì. Ah, no di certo. Ma toh, ecco il mio amico Bill, con un cannocchiale sotto il braccio, che sia proprio benedetto. Tu e io ce ne torniamo nella sala, ragazzo mio, e ci mettiamo dietro la porta e faremo una sorpresina a Bill, che sia benedetto. Così dicendo, lo sconosciuto, tenendomi stretto,
rientrò nella sala e si appostò con me nell'angolo, così che la porta aperta ci nascose entrambi. Potete immaginare quanto fossi agitato e allarmato, e ciò che più mi spaventava era vedere che anche lo sconosciuto aveva una gran paura. Liberò l'impugnatura del coltellaccio e fece scorrere la lama nel fodero. E per tutto il tempo che stavamo lì ad aspettare non fece che inghiottire. Quasi sentisse, come si usava dire da noi, un groppo in gola. Finalmente entrò a grandi passi il capitano, richiudendosi la porta dietro le spalle, senza guardare né a sinistra né a destra, e attraversò la stanza diretto verso la colazione che lo attendeva. Bill, disse lo sconosciuto, e mi sembrò che facesse uno sforzo per tirare fuori una voce forte e spavalda. Il capitano girò sui tacchi e ci si parò davanti. D'un tratto tutta la bronzatura era scomparsa e anche il suo naso aveva preso un colore bluastro. Aveva l'aspetto di un uomo che ha visto uno spettro o il maligno, o qualcosa di peggio, se mai può esistere. E, parola mia, mi fece male vederlo diventare così di colpo vecchio e infermo. Andiamo, Bill. Mi hai riconosciuto. Sicuramente lo riconosci un vecchio compagno di bordo. Bill, disse lo sconosciuto. Il capitano emise una sorta di rantolo. Black Dog, disse. E chi altri? Rispose quello, acquistando più sicurezza. Black Dog in carne e ossa, che è venuto a trovare il suo vecchio compagno Billy, alla locanda Ammiraglio Benbow. Ah, Bill, ne abbiamo viste di cotte e di crude noi due da quando ho perso questi due artigli, disse alzando la mano mutilata. Va bene, sta a sentire, disse il capitano. Mi hai rintracciato, eccomi qua. E allora, di, che vuoi? Sempre il solito Bill, rispose Black Dog. Hai ragione, Billy. Mi farò portare un bicchiere di rum da questo caro ragazzo che ho preso veramente in simpatia. E ci mettiamo a sedere, se ti va. E ci parliamo chiaro, da vecchi compagni. Quando tornai con il rum, erano già seduti uno di fronte all'altro al tavolo della colazione del capitano. Black Dog stava vicino alla porta e sedeva di traverso, in modo da tenere un occhio sul suo vecchio compagno e l'altro, dissi tra me, sulla via di fuga. Mi ordinò di andarmene e lasciare la porta aperta. Niente buchi della serratura con me, figliolo, disse. Li lasciai e mi ritirai nella mescita. Pur facendone il mio meglio per ascoltare, per un po' non riuscii a sentire nient'altro che un parlottio sommesso. Poi però le voci si fecero più forti e fui in grado di cogliere poche parole, per lo più bestemmie, del capitano. No, 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 e non parliamone più, gridò ad un certo punto. E di nuovo, se c'è da finire sulla forca, allora, dico io, ci finiamo tutti. Poi, tutto a un tratto, vi fu una terribile esplosione di bestemmie frammiste ad altri rumori. La sedia e il tavolo furono rovesciati. Poi seguì un cozzare di lame, poi un grido di dolore, e l'istante successivo vidi Black Dog fuggire verso l'uscita, con il capitano che lo inseguiva dappresso. Tutti e due i coltellacci sguainati, e il primo grondava sangue dalla spalla sinistra. Quando furono sulla porta, il capitano fece per dare al fuggitivo un ultimo tremendo fendente, che lo avrebbe sicuramente aperto fino alla cintola, se il tragitto del suo coltello non fosse stato interrotto dalla grande insegna con l'ammiraglio Benbow. Ancora oggi sul lato inferiore della cornice si può vedere la tacca. Quel colpo fu l'ultimo della battaglia. Una volta per strada, nonostante la ferita, Black Dog scappò a rotta di collo e in pochi secondi scomparve oltre la collina. Il capitano, da parte sua, se ne stette a fissare l'insegna come perplesso. Poi si passò diverse volte la mano sugli occhi finché non rientrò in casa. Jim disse «Rum!» e mentre parlava barcollò un poco e si appoggiò con una mano al muro. «Siete ferito?» gridai. «Rum!» ripeté. «Devo andarmene di qui. Rum! Rum!» Corsi a prenderlo, ma ero troppo sconvolto e ruppi un bicchiere. Poi non riuscivo a spillare la botte. Ero lì che cercavo di sbrigarmi, quando udii un tonfo nella sala, e quando accorsi, vidi il capitano sdraiato lungo sul pavimento. Nello stesso istante giunse mia madre, che, allarmata dalla grida e dai rumori della zuffa, era scesa di corsa per le scale per venire in mio aiuto. Insieme gli alzammo la testa. Respirava rumorosamente e a fatica, ma i suoi occhi erano chiusi e il viso di un colore orribile. Povera me, gridò mia madre. La sventura è su questa casa e il tuo povero padre malato. Intanto non avevamo la minima idea di cosa fare per aiutare il capitano. L'unica spiegazione che riuscivamo a darci era che fosse rimasto mortalmente ferito nella zuffa con lo sconosciuto.
Andai lo stesso a prendere il rum e cercai di versarglielo giù per la gola, ma lui teneva i denti serrati e le mascelle dure come il ferro. Fu un grande sollievo per noi quando si aprì la porta ed entrò il dottor Livesey, giunto per visitare mio padre. «Oh, dottore!» gridammo. «Cosa possiamo fare? Dov'è ferito?» «Ferito un corno», disse il dottore. «Non è più ferito di me e di voi. Quest'uomo ha avuto un colpo, come le avevo predetto. Ora, signora Hawkins, voi correte di sopra da vostro marito e, se possibile, non ditegli nulla. Da parte mia devo fare del mio meglio per salvare la vita 3 volte inutile di questo individuo. E Jim qui mi prenderà una bacinella». Quando tornai con la bacinella, il dottore aveva già strappato la manica del capitano, scoprendo il grosso braccio muscoloso. Era coperto di tatuaggi. Sull'avambraccio «Alla fatica della fortuna», «Vento in poppa» e «Billy Bones se ne frega». Erano eseguiti in modo molto preciso e nitido. In alto, vicino alla spalla, c'era il disegno, eseguito, mi parve, con grande estro, di una forca da cui penzolava un uomo. «Profetico», disse il dottore, toccando con il dito la figura. «E ora, capitano Billy Bones, se questo è il vostro nome, vediamo di che colore è il vostro sangue». «Jim», disse, «ti fa paura il sangue?» «No, signore». «Bene, allora leggi la bacinella». E così dicendo, prese il bisturi e aprì una vena. Dovemmo estrarre una gran quantità di sangue prima che il capitano aprisse gli occhi e si guardasse intorno intontito. Per primo, con un inconfondibile sguardo di disappunto, riconobbe il dottore. Poi i suoi occhi caddero su di me e sembrò sollevato. All'improvviso, però, cambiò colore e tentò di alzarsi, gridando: «Dov'è Black Dog?» «Non c'è nessun Black Dog qui», disse il dottore. «Se stavate per andarvene è perché avete continuato a bere rum. Avete avuto un colpo, proprio come avevo predetto. E con mio sommo dispiacere vi ho appena tirato per i capelli fuori dalla tomba. Ora, signor Bones». «Non mi chiamo così», interruppe. «Per quello che mi importa», riprese il dottore, «è il nome di un bucaniere di mia conoscenza. Lo uso per farlo breve. Vi devo dire questo, un bicchiere di rum non vi ucciderà, ma se ne prenderete uno, ne prenderete un altro e un altro, insomma, scommetto la mia parrucca che se non smettete subito creperete. Avete capito? Creperete e andrete dove meritate, come l'uomo nella Bibbia. Andiamo, adesso, fate uno sforzo. Per stavolta vi accompagno a letto». Tra tutti e due, con grande fatica, riuscimmo a portarlo di sopra e a distenderlo sul letto, dove il suo capo ricadde sui cuscini come se stesse per svenire. «Ora sia chiaro», disse il dottore, «che io me ne lavo le mani. La parola rum per voi significa morte». E così dicendo se ne andò a vedere mio padre, prendendomi sotto braccio. «Non è niente», disse, appena chiuse la porta. «Gli ho tolto abbastanza sangue da tenerlo buono per un po'. Dovrebbe stare dov'è per una settimana. Questa sarebbe la cosa migliore per lui e per voi. Ma un altro colpo gli sarebbe fatale».